Telespettatori, buonasera dal telegiornale del Veneto. La nostra regione e Vo, in particolare, in prima linea nella ricerca per combattere il Covid-19. È stato infatti annunciato un altro screening sulla popolazione per capire se il coronavirus si evolva o meno e per conoscere anche l'effettiva efficacia degli anticorpi. La scelta è ricaduta su Vo perché il campione della popolazione è già analizzato e conosciuto. Massimo Zennaro, l'apertura. I cittadini di Vo al centro della prima vera ricerca mondiale sul coronavirus. Subito dopo i primi casi la Regione Veneto ha ordinato un test su tutta la popolazione e i risultati hanno evidenziato alcuni importanti dati. Il 40% dei positivi è asintomatico, nessun bambino si è infettato. All'interno dello stesso nucleo familiare alcune persone si sono contagiate, altre sono rimaste immuni. A partire da questa prima analisi l'Università di Padova con il virologo Andrea Crisanti ha deciso di approfondire la questione. Verranno fatti dei campionamenti del sangue, testati gli anticorpi e fatto il sequenziamento genetico della popolazione. Il ruolo degli anticorpi nella protezione, il ruolo delle mutazioni del virus nel determinare la virulenza e la genetica umana nel determinare se una persona si ammala in una forma grave o in una forma lieve. Obiettivo: capire se il virus muta e come si evolve durante l'epidemia, se gli anticorpi effettivamente proteggono e, studiando la genetica, se ci sono persone più o meno resistenti. Questo studio può dare una risposta se effettivamente un vaccino ha senso o meno, oppure se questa persona è più predisposta a sviluppare una malattia grave piuttosto che un'altra. La popolazione di Vo è un campione ideale perché si conosce la storia del rapporto con il virus, capire il nemico per combatterlo in modo efficace. Noi dovremo abituarci a convivere con col contagio, noi dobbiamo essere in grado adesso, abbiamo la responsabilità di non farlo ripartire in questa forma drammatica e per riuscire a farlo con efficacia dobbiamo capirlo.